Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Pillole di Innovazione Digitale, i mini tutorial all'interno del progetto Punto Impresa Digitale di Confagricoltura Padova che provano ad accompagnare le imprese all'interno della digitalizzazione dei loro processi aziendali, un'iniziativa realizzata con la Camera di Commercio di Padova. In questo appuntamento con le nostre pillole di innovazione digitale proveremo a, come dire, ad addentrarci all'interno dei sistemi digitali di pagamento, un mondo in continua evoluzione in cui le tecnologie sono sempre nuove ed è spesso difficile per le imprese rimanere al passo con i tempi. Oggi proveremo a fornire un po' una panoramica di cosa si intende per digital payments, quindi per pagamenti digitali, quali sono e quali possono essere gli strumenti per come dire, intraprendere e integrare appunto i pagamenti digitali all'interno della propria attività economica. Il focus sarà sempre per le imprese agricole e agroalimentari, ma nello specifico questo appuntamento può essere rivolto alle imprese di tutti i settori. Partiamo quindi con ordine e andiamo a vedere cosa si intende per sistemi digitali di pagamento. Eccoci qui. Forniamo alcuni spunti ovviamente perché in un video così breve è difficile riuscire a parlare di tutti gli strumenti a disposizione. Proviamo intanto a dare una definizione di cosa si intende per digital payment. Sono quei pagamenti che sono effettuati tramite degli strumenti elettronici. Quindi quando parliamo di pagamenti digitali possiamo riferirci al semplice pagamento tramite POS, quindi carta di credito, ma anche i pagamenti effettuati per esempio tramite il credito telefonico, pensiamo a tutti i servizi offerti alle pubbliche amministrazioni, come per esempio il pagamento del biglietto dell'autobus, la prenotazione di un taxi, ma anche i pagamenti effettuati tramite i cosiddetti wallet, ovvero i borsellini elettronici. Spesso sono app o sistemi appunto privati. Ovviamente ci riferiamo anche all'addebito diretto sul conto corrente per l'acquisto di beni o servizi. Esistono diverse tipologie di digital payments. Li differenziamo in vecchi e nuovi, anche se i nuovi, come abbiamo già detto, sono in continua evoluzione, quindi ne abbiamo sempre di nuovissimi. Sicuramente i vecchi li conosciamo bene, sono quelli effettuati tramite i tradizionali POS, quindi tramite carta di credito o bancomat. I nuovi pagamenti digitali invece prevedono sistemi più innovativi. Parliamo di tecnologie NFC, parliamo di tecnologie contactless, quindi sistemi che fanno uso di situazioni di distanza o di prossimità tra dispositivi, ma anche tramite l'utilizzo di PC, tablet e mobile. Giusto per dare alcuni numeri, quando parliamo di nuovi pagamenti digitali, parliamo di un mercato che in continua crescita. Questi sono dati del 2019 in Italia che prevedono addirittura il superamento dei 125 miliardi di euro per i nuovi digital payments entro il 2021. Le tecnologie dei pagamenti digitali cambieranno con rapidità, stanno già cambiando con rapidità e faranno uso sempre di dispositivi diversi e sempre più smart. Pensiamo per esempio ai pagamenti tramite gli Apple Watch o comunque gli smartwatch, quindi in una logica peer-to-peer, ma anche sistemi che fanno uso della lettura biometrica, quindi sarà possibile a breve autorizzare pagamenti senza nessun dispositivo, senza portare con sé nessun dispositivo fisico, ma semplicemente tramite un lettore di impronte digitali o di altri dati biometrici. L'internet delle cose sta cambiando le prospettive dei pagamenti digitali, pensiamo per esempio all'utilizzo, come dire, di oggetti sempre più intelligenti tramite i quali autorizzare i pagamenti, tramite le auto per esempio. A brevissimo potremmo autorizzare un pagamento direttamente dalla nostra macchina. Ovviamente l'intelligenza artificiale, quindi pensiamo ai robot advisor, così come agli assistenti vocali, che anche lì cambieranno il mercato dei digital payments.
Allo stato attuale vediamo cosa è disponibile, quali sono i sistemi digitali più usati e che possono essere più utili alle nostre imprese. Non abbiamo la pretesa di poterli esaminare tutti, ne abbiamo scelti alcuni, un po' i più noti, anche quelli un po' più consolidati se volete, e sono appunto PayPal, Satispay, SumUp, Stripe e MyBank. Sono tutti strumenti, nuovi strumenti di pagamento digitale che possono essere integrati all'interno appunto della propria impresa. PayPal, lo conosciamo, è forse il più famoso, è un sistema che consente di inviare denaro e di riceverlo in maniera molto rapida e anche molto sicura, senza dover ogni volta appunto immettere i propri dati finanziari. Cosa c'è da dire? L'apertura di un conto PayPal è gratuita per chi invia denaro, mentre per chi lo riceve è necessario aprire un conto business o premium. Per ricevere pagamenti è prevista una commissione che è pari al 3,4% della transazione più un fisso di 0,35 centesimi di euro. Ovviamente niente viene addebitato come appunto fee per gli utenti che effettuano il pagamento tramite PayPal. Come dire, ricevere i pagamenti in maniera rapida, PayPal ha diversi strumenti. Uno di questi è PayPal Me. Cos'è PayPal Me? PayPal Me è un sistema che consente di generare un link, soprattutto diciamo è valido per le piccole attività, ecco, permette di generare un link che si può inviare ai propri clienti tramite i sistemi più disparati, quindi i social network, mail, messaggi, e tramite il quale l'utente, cliccando su questo link, in pochi istanti può accedere al proprio conto PayPal e digitare l'importo e versare appunto l'importo dovuto. È uno strumento sicuramente molto d'accordo con i social, per esempio, per i pagamenti effettuati tra i social, funziona anche come app disponibile su Android e iPhone, ovviamente anche su desktop e tablet. La creazione del link tramite PayPal Me è gratuita, quindi non si paga, insomma, la generazione del link. Ovviamente rimangono fisse le quote già dette in precedenza per le transazioni tramite PayPal. Con PayPal c'è anche un'altra possibilità, che è quello dell'invio di una fattura pro forma via mail. Quindi viene creata questa sorta di fattura anche personalizzabile, quindi con il proprio logo aziendale, che l'impresa può inviare tramite email al proprio cliente, che in maniera rapida può appunto accedere anche lì al proprio conto PayPal e effettuare il pagamento. C'è da dire che il pagamento in questo caso non è valido solo per i clienti che hanno già un conto PayPal, ma anche per i clienti che non hanno un conto PayPal. Non è necessario alcuna integrazione, non è necessario avere un sito di e-commerce, lato appunto, parliamo del lato impresa. Ovviamente quello un po' più tradizionale è l'integrazione del proprio conto PayPal, business o premium all'interno del proprio sito internet nel momento in cui appunto si va a aprire un e-commerce. Un strumento che sta prendendo sempre più piede nel mondo dei digital payments è Satispay. Satispay è appunto un borsellino digitale di pagamento è dedicato a esercenti e liberi professionisti, diciamo principalmente, e può essere usato sia presso un punto vendita fisico che online. Cosa succede? Satispay è un'applicazione che va scaricata sia dall'utente che deve effettuare il pagamento che dall'impresa per effettuare appunto i pagamenti può essere usata sia pagamenti tra privati che pagamenti appunto tra privato e impresa.
cosa succede? Il privato scarica Satispay, all'interno di Satispay alla lista delle imprese nelle vicinanze che aderiscono al servizio, quindi presso le quali può pagare con Satispay, quindi con il cellulare, è totalmente gratuito per gli utenti, quindi per i consumatori, che fissano un budget all'interno di questo loro conto virtuale, spesso collegato al proprio conto bancario. Dal punto di vista dell'impresa è anche un buono strumento di marketing, perché appunto permette di essere geolocalizzati, quindi di farsi conoscere su chi accede all'app di Satispay. Per quanto riguarda l'esercente che aderisce a Satispay, ecco, in questo caso la commissione viene calcolata sulle transazioni, appunto i punti vendita pagano una commissione di 20 centesimi per transazioni di valore superiore a 10 euro, per quelli inferiori a 10 euro invece la ricezione di denaro avviene in forma gratuita. Questo nei, come dire, nei punti vendita fisici, in cui sostanzialmente il cliente accede, viene nel negozio, effettua l'acquisto, accede al proprio cellulare, alla propria app Satispay e invia il denaro direttamente all'utente tramite appunto il cellulare. Per l'e-commerce la commissione invece è differente, dello 0,5% per transazioni pari o inferiori a 10 euro, invece a questa si aggiungono 0,20 centesimi per le transazioni superiori ai 10 euro. Una cosa appunto importante da dire su Satispay è che appunto non prevede nessun dispositivo fisico per l'esercente, quindi l'esercente non deve dotarsi di nessun dispositivo particolare, se non appunto l'app stessa di Satispay. SumUp invece è un'altra appunto società che offre servizi per anche qui piccole imprese e professionisti, è come dire un'alternativa all'utilizzo del POS, perché sostanzialmente è un servizio di mobile POS, quindi un dispositivo molto leggero, portatile, che riesce a leggere qualsiasi tipo di carta di credito o di bancomat. SumUp è un lettore di POS mobile che si connette via Bluetooth al dispositivo dove appunto è stata scaricata un'app per le carte di credito, quindi il terminale e l'applicazione che è gratuita permette appunto di accettare qualunque tipo di carta o sia di credito che di debito. Quindi è possibile, cosa succede? L'app tramite questo dispositivo appunto si avvicina alla carta di credito, alla carta di debito, si effettua il pagamento e grazie all'app collegata al dispositivo si invia direttamente la ricevuta via mail, via SMS, scusate, o via SMS o via mail al proprio cliente. I costi qui per transazione sono pari a 1,95% a transazione senza soglie di spesa. Un altro gateway di pagamento è Stripe. Stripe appunto viene semplicemente, si accede appunto l'utente accede a Stripe dove inserisce i dati della propria carta di credito e avvia il trasferimento di denaro sul conto corrente del destinatario, quindi è un po' meno immediato degli altri sistemi. Ci sono due modi per ricevere pagamenti tramite Stripe. Uno è l'invio della richiesta di pagamento tramite fattura pro forma, quindi si invia al cliente questa fattura pro forma creata via Stripe e appunto contenente un link a cui l'utente accede per effettuare la transazione di denaro. C'è anche qui da dire, cosa importante, le fatture create per esempio tramite PayPal o tramite Stripe non sono fatture elettroniche, quindi si tratta solo di un proforma, quindi successivamente dovrà essere emessa fattura elettronica. Stripe è anche integrabile con il proprio sito di e-commerce.
prevede un costo variabile, pagamenti con carte di credito europee hanno una tariffa dell'1,4% più 0,25 centesimi, mentre i pagamenti internazionali hanno una tariffa più alta, quindi oltre agli 0,25 centesimi di euro si aggiunge una percentuale del 2,9%. Ultima ma non ultima, come dire, l'ultimo sistema che vi presentiamo è quello di MyBank. MyBank è il servizio delle banche, una soluzione offerta dalle banche per appunto permettere di incassare soldi online attraverso un bonifico immediato e irrevocabile. Quindi è un sistema molto sicuro, perché appunto direttamente emesso dalle banche stesse. C'è da dire che, a differenza degli altri sistemi che sono, come dire, non prevedono nessun tipo di investimento, per come dire, integrare MyBank nella propria piattaforma online, perché stiamo parlando di, come dire, soprattutto di e-commerce, bisogna appunto installare un componente appunto che fornisce un'infrastruttura per la connettività con MyBank. Ovviamente MyBank è accessibile non solo da computer ma anche da smartphone e tablet. E quindi può essere una valida opportunità, insomma, una valida alternativa per chi vuole avviare un'attività di e-commerce. Abbiamo, come dire, in questi pochi minuti provato a dare una panoramica di quali possono essere gli strumenti di pagamento digitali. Ce ne sono degli altri, ce ne sono molti altri, ovviamente ce ne saranno sempre di nuovi. I nostri punti di impresa digitali offrono alle imprese gratuitamente un servizio di accompagnamento alla creazione di sistemi di e-commerce in cui integrare questi sistemi digitali, ma anche consulenza gratuita, insomma, per come dire, accreditarsi e creare i propri conti virtuali, e potete quindi iscriverci o chiamarci o contattare i nostri sportelli ai recapiti che trovate alla fine di questo video, ma che trovate anche sul sito www.confagricolturapadova.it alla pagina dedicata agli sportelli impresa digitale. Grazie dell'attenzione e buon digitale a tutti.